Buonasera a tutti, vestiti voi, novella de oggi, di 8 di Triola, 2020 Kimbe. Bene, siamo tornati, in ocche, studio di vestiti voi, via Salvemini numero 11, da esa Barbagia, dei visti, da Saida, dei visti. Bene, cominciamo diretto dando una baita tenda su Chele a Saida, si presenta di voi per questa nughetta che sono passata in 4 minuti, insomma questa sensazione già è spostata da uguale sopra di Saida, ecco qua, la situazione è scusa, questa nughetta sono avanzate. E di musica non narrata lo Saravallo, che con l'angaita nughetta infatti si è previsto sole pleno potuto sadire, 27 gradi temperatura massima, da 8 gradi sa minima. Crasa, mercoledì, sole pleno potuto sadire, fino a Salvatore, poi coculateggio, da essa schimbe in poi 29 gradi, 2 gradi in prodeoie, massimo e 6 gradi temperatura minima. Bene, incominciamo qui stoccamento, e te capita circonvallazione tancata da essa lecche de erisi, appunto, de notte, di esette, e fino a sa lecche de sa die unici, de triula, po' travaglio, poi galo. Toccamento comunale, borsa di studio regionale 2020-2020 Kimbe, buono libro 2020 Kimbe 2026, borsa di studio regionale, buono libri, avviso, si informa la cittadinanza che sono stati attivati i seguenti interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti, su bande pubblicate di atti amministrativi e in comune. Andiamo da innanzi, perdita carta carburante, essa ditta a Formula Ambiente, adesso schiana appalti in visti po' sa pulizia, poi nettare la stradone. Chi è la tassapata l'ha dimenticata praticamente sul rifornitore e che alcuni insomma probabilmente sa su anche avvocato cursa, ecco, quindi chi è la tassapata la torre direttamente sull'operatore o telefono a BCTV oppure che la ponta e sa cassetta sa sposta del BCTV in via Salvemini numero 11. Ha stappata una CRAE in Zorra che la perdita tramite a suo numero del BCTV. Per il batterotto 78 che in modo da tabato. Sparete Securem, pare che una CRAE di portoncino o qualche cosa di sul genere, viene a essere di plastica, di apparecchio di macchina, ma non mi pare che sia di macchina. Bene, è un bello evento, vamos in bici, giudecche giunnichi del Triola 2020 Kim, programma 10 luglio 2025, è intitolato sul turismo del Sarra Chinas, riguarda Michele l'Argentina, e cioè ore 12.45, Comune di Bitti, ufficio anagrafe, saluto istituzionale di benvenuto del consigliere delegato alla cultura Mario Sanna a Paolo Fernandez Pira, rappresentante del circuito italo-argentino Raiches Sardas di Buenos Aires, Raichina Sarda di Buenos Aires, e consultazione dei registri anagrafici alla ricerca delle proprie radici. Ore 17, visita guidata al sito archeologico di Romanzesu. Ore 11 luglio 2025, scusate, die 11 luglio 2025, ore 10, Piazzetta Pitalis, visita guidata al complesso museale di Bitti e alle vie del centro storico, con Pablo Fernandez Spira a cura della cooperazione Stelai di Bitti. Ore 20, rappresentazione teatrale 6 paesaggi argentini a cura di Accademia Nugoresa de Bonas Artes.
A seguire intervento di Pablo Fernández e Pira, rappresentante del circolo italo-argentino Raíces Sardas di Buenos Aires, testimonianze dall'Argentina in ricordo dei bitesi emigrati. Interessante, meta interessante. Come direste vedendo, no, che Belvina la BCTV come sponsor è attiva di questa attività. Andiamo ad innanzi e trasa su due che scusate comincia sta il telescopio, la mostra appunto sta il telescopio in ascolto dell'universo, questa inaugurazione da die doichi è durata su 21 del capitano Macchilula, arte contemporanea e così via. Poi abbiamo il Galo, il Lugula, Cantico di San Damiano, concerto corale, Lula 12.07, Santuario di San Francesco, ore 20:30. Insomma, su due che Lugula vado a scuola, non sono in contemporanea, ma comunque sono due scuole. Cioè. Va bene, andiamo a vedere i tebata pronosi sul giornale di oggi. 3 auto bruciate nella notte, si riscola, le fiamme di probabile origine dolosa hanno devastato una carrozzeria. Il rogo ha danneggiato anche un box adibito ad ufficio del locale di via Mazzini. Adibito a ufficio nel locale di via Mazzini, cioè ufficio della carrozzeria. Vabbè, qui pure io non si tanto l'ande moda queste brogliare dal macchina. Abbiamo di Orone, il killer lo seguiva da giorni. Al Brozzo di Cagliari è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Luigi Contena. A sparare è stata una sola persona che ha esploso i 2 colpi a breve distanza. Dalle prime indiscrezioni emerse dall'autopsia terminata nella serata di ieri nell'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Bruzzo di Cagliari ed eseguita dal medico legale Roberto De Montis, sembrerebbero confermati gli accertamenti della prima ora. Luigi Contena venerdì mattina, mentre stava per varcare il cancello dell'azienda agricola del suocero, è stato raggiunto e ucciso da un paio di colpi di fucile esplosi dalla stessa arma e da una distanza di pochi metri. Il primo colpo lo ha raggiunto al volto, ma in realtà per la dinamica del delitto non cambia la sostanza. L'altra mattina nelle campagne di Saserra a imbracciare l'arma c'era una sola persona, un solo killer nascosto tra le macchie nella macchia e alcuni massi tra la macchia e alcuni massi che di buon ora ha atteso con pazienza l'arrivo del giovane allevatore. Da diversi giorni del resto Luigi Contena si stava recando nella campagna del suocero Aldo Chessa per sostituirlo nei lavori dell'azienda agricola. Chiunque abbia deciso di entrare in azione dunque conosceva i movimenti del giovane, sapeva che stava aiutando il suocero, visto che quest'ultimo era ricoverato in ospedale e conosceva anche i suoi orari, i suoi spostamenti e le sue abitudini. E probabilmente lo stava pedinando da alcuni giorni con molta discrezione e a distanza. E per questo aveva notato che Luigi Contena era solito uscire da casa intorno alle 7 del mattino, proprio come aveva fatto anche nell'ultimo giorno della sua breve vita. Dopo aver lasciato l'appartamento di Orune, a quanto pare si era diretto subito nel terreno del suocero a Saserra. Andiamo ad innanzi. Delitto Contena, killer spietato, fucilate a 30 metri di distanza, ieri l'autopsia, oggi i funerali.
E andiamo a vedere il giornale non crede, Todd, scontro politico sul gradimento, campo largo e il risultato molto positivo. Il centrodestra attacca, zona retrocessione. Classifica governance pool dai migliori rispetto alle elezioni, dati migliori rispetto alle elezioni, ma la Presidente è 15ª. Allora, presidenti più graditi, Federica, Zaia, Alberto Cirio, allora sono terzo, 15ª veste poi Alessandra Todde, 16 Michele Emiliano, 17 Francesco Rocca, 17 Francesco Roberti. La migliore crescita, Renato Schifani, Eugenio Giani, Roberto Chiutto e settima Alessandra Todde. Poi i sindaci più graditi, i Dimus non veste sindaci sardi, veste Giuseppe Mascia, Massimo Zedda, sono 40esimo, 46esimo, Pietro Morittu, 59esimo e così via. Sindaci meno graditi, Laura Nargi, Giacomo Tranchina, Roberto Ragalla. Sono il blu, sono del centro-destra e sono Ruio del centro-sinistra. Cioè praticamente tra lo sindaco Robina pur Ruio, lo centro-sinistra, e tra lo governatore invece Binata Pruso blu. Via Ito. Province, in aula l'elezione diretta, proseguono i lavori in sesta commissione sul fine vita, cioè praticamente sono annesiata adesso elezione provinciale via adesso questa legge fine vita. Il disegno di legge sulla fine vita ritorna all'attenzione delle commissioni. Oggi in sesta, questa è la sanità, sesta commissione, dove è già pervenuta la relazione tecnica dell'assessorato alla sanità e domani in terza, cioè il bilancio, per l'esame del parere finanziario. Il via libera del Parlamentino, presieduto da Carla Fundoni, potrebbe arrivare giovedì. In questi giorni si riuniranno anche le altre commissioni. Oggi la prima, presieduta da Salvatore Corrias, per l'elezione di un segretario e per l'esame della proposta di legge che integra la legge sulla razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della regione. E poi Beste pure pusa proposta alle 10:30 si riunirà l'Aula all'ordine del giorno la proposta di legge nazionale, primo firmatario Roberto De Rio del PD, per il ritorno all'elezione diretta del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale e il decreto legge contenente norme straordinarie per il superamento dell'emergenza idrica. Queste sono le cose importanti in discussione in questa dieta. Andiamo da innanzi, rally mondiale per la Sardegna, la carta vincente è la polvere. Accanto parete rispetto a Roma, l'atti spuntata la Sardegna, che in Roma non fa che improvare dal macchina. E quindi spettacolarità e poi ite corsa este, Roma tenta lo scippo, ma all'asfalto della capitale la FIA preferisce gli sterrati, benissimo, tutta un'altra cosa. La polvere salverà il rally sardo. Forse però si gioca in buona parte sul fondo stradale il futuro della tappa isolana del rally mondiale che negli ultimi mesi ha iniziato a guardarsi le spalle dall'assalto della politica ai più alti livelli, interessata a trasferire la gara a Roma. Ma tra l'asfalto delle strade laziali e i polverosi sterrati della Sardegna, la Federazione Internazionale preferisce di gran lunga questi ultimi. E i sensuata anche sorelle in asfalto, ma una ramitura. Andiamo da innanzi, sanità, assistenza sociale restano scollegate. Sanità e assistenza sociale restano scollegate.
Isola, maglia nera per cure e servizi agli anziani. CIRS pensionati in alta, spesa sopra la media nazionale, ma livelli di assistenziali appena sufficienti. Liste d'attesa lunghe, cure palliative quasi assenti e il più alto tasso di rinuncia alle terapie. Cioè, l'anziano rinunziano non che si a capo di questa cosa. Bartolazzi, ortopedia H24 a Nuoro. L'assessore della sanità Armando Bartolazzi ha incontrato il commissario della ASL 3 Angelo Zuccarelli all'ospedale San Francesco di Nuoro, insieme ai direttori sanitario e amministrativo e ai direttori di dipartimento. Durante la visita sono stati affrontati in particolare problemi relativi al reparto di ortopedia, chiuso nei fine settimana, e quelli del reparto di neurologia. A quanto pare, entro la metà di luglio, la situazione dell'ortopedia dovrebbe normalizzarsi con la garanzia di un servizio aperto 7 giorni su 7, ha spiegato Bartolazzi. Benissimo, ne siamo contenti. Bene, andiamo da innanzi e diamo di agricoltura al collasso, il grido di Coldiretti, così non si va avanti. Il mondo agropastorale chiede nuove riforme. Va sempre un po' quell'offerenza. Cerealicoltura in difficoltà, pagamenti in agricoltura a rilento, aziende che soffrono per la siccità e la mancanza di infrastrutture, danni crescenti da fauna selvatica. Un quadro critico e complesso che rischia di mettere in ginocchio interi settori produttivi della Sardegna e con essi il tessuto sociale ed economico di molte comunità rurali. Serve un piano strutturale o non si va avanti. Todde guadagna consensi più 1,1%. Tra i sindaci Mascia cresce del 5%. Cioè non dà solo il risultato della negatività, ma della positività. I risultati della governance pool M5 Stelle riconosciuto il lavoro di questo primo anno, non era da queste Zaibinni che ha aumentato l'1,1%. Il primo cittadino, il patto di reciproca fiducia con i sassaresi gode di buona salute e questo pure non ha attacchi inchieste in fondo a classifica. Il giornale di Boldana ha diversa visione a seconda di quale parte lo steneni. Scelta del medico di base, il click day è un flop. In tilt la piattaforma ASL. Alla Maddalena esplode la rabbia dei tanti cittadini esclusi. In 500 in attesa davanti al distretto di Padule. Cioè, praticamente devi separare su medico di base che su click day, cioè non click del computer, ma la cosa non è stata gaia, sai ne poi intanto impacco riuscito a tankare e intanto che sono restato in fuori. Nel portafoglio digitale entrano ISEE e diploma, innovazione, pronti, decreti attuativi, ma molti certificati scolastici esistono solo in formato cartaceo. Dopo patente e tessera sanitaria, l'app del governo aumenta i documenti scaricabili. Siamo già ai danni dessa applicazione, io mi pare che il portafoglio digitale IT Wallet diventa più capiente, IT Wallet, e non se ne reattiva. L'app usata da oltre 5 milioni di italiani per custodire nel proprio smartphone documenti fino a pochi anni fa solo in formato cartaceo, patente di guida, tessera sanitaria ed elettorale si allarga e presto potrà contenere altri perfettamente utilizzabili per uso legale. Tra questi certificato ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, il titolo di studio conseguito come diploma o laurea,
la residenza e l'iscrizione alle liste elettorali. Obiettivo: il progetto del governo è quindi destinato ad espandersi nei prossimi mesi grazie a 2 decreti attuativi in arrivo che amplieranno le potenzialità dell'IT Wallet. Ci sono però ostacoli tecnici non di poco conto. Infatti l'archivio digitale da riversare nel portafoglio virtuale non è completo. Basti pensare, per esempio, che i database pubblici centralizzati dell'ANIS, Anagrafe Nazionale Istruzione Superiore, contengono solo i titoli di studio conseguiti dal 2010 in poi. Futuro: l'esecutivo però crede fermamente a questa rivoluzione digitale. Sottosegretario all'innovazione Alessio Butti ha assicurato che i tempi per il miglioramento del portafoglio digitale saranno brevi. Il primo passo formale sarà ovviamente la pubblicazione dei 2 decreti attuativi previsti dal codice dell'amministrazione digitale. In più saranno introdotte ulteriori funzionalità tali quali l'accesso dei cittadini al servizio online delle pubbliche amministrazioni con l'autenticazione tramite Entra con Wallet, la disponibilità nel wallet pubblico della patente come documento equipollente della carta d'identità e la possibilità per gli operatori privati di abilitarsi come provider. Un'altra importante tappa della digitalizzazione della burocrazia italiana scatterà nel 2026, quando IT Wallet avrà validità per tutti i viaggi in territorio europeo, ma sarà possibile utilizzarlo anche durante le iscrizioni online a bandi e concorsi. L'Unione Europea chiede tuttavia maggiori garanzie di sicurezza, apparentemente non garantite attualmente dagli accessi tramite credenziali SPID o CIE, carta d'identità elettronica. Una bella cosa. Andiamo da innanzi, scommessa sulle aziende sarde, ok ai piani di intervento, risorse fino a 5 milioni per innovazione e sviluppo. Meloni, assessore, uno strumento per aiutare le imprese e confrontarsi con i mercati internazionali. È data De Meloni assessore. Il centrodestra rilancia la Pratobello 24, l'opposizione e i comitati in aula la proposta firmata da 210.000 sardi contro le speculazioni. Come che carne di questo caldo, dopo l'impugnazione della moratoria già dichiarata incostituzionale e della legge sulle aree idonee, è chiaro che questo caso come lo curre sul centro-destra. La protesta si sposta al porto di Oristano, non che pure batte strumentalizzazione, questa protesta dobbiamo partecipare pure io, ma non vi hanno che è stata strumentalizzata da una organizzazione che manco in Oristano si è presentata manco una via, eppure come due via titolo del giornale e le oie la difesa che non sta organizzando tutto, mai sta mai conosciuto a Valle del Rio in supporto di Oristano. Quindi Bustiano Composto non vi hanno. Rinvio sui dazi, una boccata d'ossigeno. Siamo nelle politiche internazionali. Trump dà tempo all'UE fino al 1 agosto. Partite le lettere per altri 7 stati. Cioè Trump si che sta facendo sugli occhi si spanta misero, cercando di inchioccare qualche cosa, ma mi pare che sia vigore la pure siete presentarli in termini fallimentari. Ursula von der Leyen mantiene aperto il filo diretto con il presidente americano. Intanto partito di Musk fa crollare in borsa i titoli di Tesla, investitori preoccupati, cioè Musk pur non si rende conto che o si va su Parracu o si va su Becchino. Elon Musk contro tutti, mentre ormai è guerra aperta con Trump,
e i suoi alleati, il miliardario si trova ad affrontare anche lo scetticismo di Wall Street sul suo America Party. A pagarne le conseguenze è Tesla. Il colosso delle auto elettriche perde fino all'8% con gli investitori frustrati dal nuovo impegno politico di Musk, che rischia di distrarlo dalle sue aziende proprio nel momento in cui hanno più bisogno di lui. Dedicare risorse e attenzione ad un nuovo partito politico va contro quanto promesso da Musk agli investitori durante l'ultima conference call seguita ai deludenti risultati trimestrali. Oh, yeah, yeah. Intanto in Russia Zhivkinin lo suicidio è comodo, insomma. Roman Starovoit è stato sostituito dal suo vice. Su di lui sospetti di corruzione. Si suicida il ministro dei trasporti destituito da Vladimir Putin. Queste se sue 30 di suicidio è comodo, insomma, in Russia si usa. Quando uno sta scomodo a Putin si suicida. Un colpo sparato con la pistola che 2 anni fa aveva ricevuto il premio per i servizi speciali resi per garantire la sicurezza dei cittadini. Così si sarebbe suicidato in un parcheggio isolato all'estrema periferia di Mosca. Il ministro dei trasporti russo Roman Starovolt, di cui solo alcune ore prima era stata annunciata la rimozione da parte del presidente Vladimir Putin. Nessuna spiegazione è stata data per l'improvviso siluramento, ma diversi media mettono in relazione la decisione di Putin e il suicidio con un presunto coinvolgimento di Starovoit in un'inchiesta per frode nella regione Kursk, di cui era stato governatore fino a 14 anni fa. Alluvioni, 90 le vittime, rimanendo su Texas, sale il bilancio, 40 dispersi. Oh, poverito. Tregua a Gaza, Iran sul tavolo, Netanyahu alla Casa Bianca. Netanyahu a quanto pare che è una città questa è una città galera praticamente, ingalerare i palestinesi e si può poi impossessare del suo territorio. Costa Smeralda, sono un rifugiato iraniano fermato, no all'estradizione. Sono stato accolto in Olanda e sono stato protetto con lo status di rifugiato perché nel mio paese il regime mi perseguita in quanto cristiano. Per la stessa ragione ho anche la cittadinanza olandese. Mahdi Rahimian ieri mattina con queste parole ha chiesto alla Corte d'Appello di Sassari di rigettare la domanda di estradizione in Iran. Rahimian era stato arrestato in Costa Smeralda in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal regime di Teheran. L'uomo, 40 anni imprenditore, prelevato dalla polizia davanti alla moglie e figli, si trova in carcere a Bancaria, accusato di frode ai danni della Repubblica Islamica. Potete scrivere cose da non credere. Benché l'umano ne chieda neanche nel buon meto io. Bene, che in questo terminiamo, si teneva radio oie e voldamo l'appuntamento a casa. Salutiamo Giovanni Nacarai, a Celia Codui e a Elena Pilastri. A men sorvidere a tutto canto che si sigla del tancatura dei Visti TV. Mentre vedrete, buona tutto dai Visti TV. Adiosu e mensus a casa.